sono il docente del progetto Artitudini, lavoro nel cinema dal 1990, quindi ho deciso di fare in modo che questi ragazzi, che già sono dei professionisti quasi tutti nel settore video, potessero fare uno step in più. Quindi l'obiettivo era quello di farli passare dal video al film, quindi videomaking, filmmaking. Allora, sono via, e uno, la prima. Ciao, sono Alessia, io lavoro principalmente in ambito fotografico, ho fatto qualcosa anche in ambito video e questo corso mi sembrava l'occasione giusta per poter sperimentare qualcosa di nuovo, soprattutto nell'ambito di filmmaking. Non è semplice, è molto complesso, per questo abbiamo deciso di suddividere il progetto in due fasi. Una prima fase teorica che ha permesso quindi di introdurli appunto a livello teorico su tutti i passaggi necessari per la produzione di un film, per poi passare alla seconda fase, quella pratica, dove ci troviamo adesso. È stata una bella esperienza a 360 gradi, sia per coi colleghi con cui abbiamo lavorato, sia con Marco, che anche in generale come esperienza, appunto anche provando attrezzatura e appunto facendo qualcosa di nuovo. Ciao, io sono Jacopo Bridda, sono un videomaker e questo corso mi è stato molto utile sia dal punto di vista delle conoscenze teoriche ma anche dal punto di vista pratico, perché mi ha permesso di testare diverse attrezzature e mettere mano proprio su dei set veri. Io mi chiamo Guido Vrola, mi occupo di grafica 3D in ambito di intrattenimento culturale. Siccome mi capita di tanto in tanto di avere a che fare col mondo del cinema, ho approfittato di questo corso per approfondire un po' la conoscenza, soprattutto in ambito registico, e mi è piaciuto molto partecipare alle riprese di veri set cinematografici. Questo corso di filmmaker, ottimamente tenuto dal regista Marco Recalchi, è stato positivo sotto ogni punto di vista, sia l'aspetto personale, naturalmente che è sempre importante, e poi chiaramente quello tecnico di apprendimento teorico e pratico. Parliamo di vera e propria cinematografia, magari molti hanno approcci più che altro da videomaker o produttori, e quindi ripeto, è stato tutto molto interessante e sicuramente utile per il proseguo di quella che è la nostra passione, prima ancora che della nostra attività. Io sono sicuro che lavorare su veri set sia l'unico modo per entrare nel mondo del cinema e per imparare a fare cinema veramente. Così abbiamo inserito i ragazzi all'interno di una produzione vera, un lungometraggio, si chiama Sabbie e Nuvole, girato gran parte in America, e difatti hanno seguito alcuni set, ovviamente non tutti perché avevamo comunque solo 40 ore, dove hanno appreso le vere tecniche, ma soprattutto come si lavora realmente in un set, come si interagisce con gli altri componenti di una troupe e quindi come si fa filmmaking, che è una cosa completamente diversa e lontana dal videomaking. Sono sicuro che hanno preso parecchie competenze che ora dovranno portare avanti per conto loro, magari lavorando su proprie produzioni.